Colpo in villa in pieno giorno in una zona centrale popolata. Erano le 10 del mattino di lunedì quando una banda di persone travisate ha fatto irruzione in un'abitazione di Monticello Conte 8. Accertato che non ci fosse nessuno in casa, hanno fatto irruzione mettendo tutto a soqquadro, razziando abiti e argenteria. All'esterno ad attenderli i complici con 2 auto. La fuga è stata immortalata dalle telecamere. Ho subito un furto in abitazione che, come tante altre famiglie purtroppo in questo periodo subiscono. L'unica cosa che è stata impattante è che una volta visti i video che siamo riusciti a rintracciare grazie ad un vicino, la modalità di esecuzione di questo furto ha lasciato un po' tutti sconcertati, in primis me, nel senso che alle 10 del mattino vedere 10 persone entrate in casa in quella maniera lì, con una casa tutta chiusa, una casa in centro storico, con passanti che vanno e vengono per una strada principale del comune di Monticello Conte 8, mette allarme sociale. Il tipo di intervento di queste persone che con, voglio dire, assoluta noncuranza della legge, alle 10 della mattina in pieno giorno siano riusciti a fare questo tipo di azione. Questa è la cosa che più è preoccupante e penso che preoccupi tutti per questo. Scappati con il bottino ancora da quantificare, non è escluso che la stessa banda possa essere stata responsabile di altri colpi in zona. Intanto a Monticello continua il percorso per la creazione di gruppi di controllo di vicinato. Il prossimo incontro sarà il 3 marzo. Per spiegare alla cittadinanza come si formano questi gruppi, come funzionano, come agiscono, come interagiscono con le forze dell'ordine, per arrivare ad ampliare un po' una rete di attenzione.